Benvenuti alla lezione numero 12 della sezione lettura e repertorio. E allora, dopo aver studiato la canzonetta di Mozart, andiamo a pagina 47 e abbiamo un'aria molto famosa di Bach, un altro compositore tedesco, tratto dalla corale numero 6, di cui il titolo non vi cimento, non ci provo nemmeno a pronunciarlo perché il tedesco, insomma, non è proprio il mio forte. Analizziamo invece da subito la partitura e abbiamo quindi, come al solito, chiave di violino per la mano destra, chiave di basso per la mano sinistra. Ci tengo a precisarlo perché si potrebbero trovare anche differenti chiavi, cioè la mano destra potrebbe cominciare in un registro molto grave, quindi avrebbe bisogno della chiave di basso, oppure la sinistra potrebbe suonare intorno al do centrale e sopra e potrebbe avere anche la chiave di violino. E quindi voi controllate sempre, in ogni caso, per la mano destra il rigo di sopra, per la mano sinistra il rigo di sotto, quindi pentagramma di sopra e pentagramma di sotto, insieme rigo musicale per tutte e due le mani. E allora, un diesis, quindi anche in questo caso potrei ragionare, andiamo a vedere subito la nota finale, Sol, insomma siamo in Sol maggiore per tutto il ragionamento fatto precedentemente, nella lezione precedente, tempo 9 ottavi. Tempo 9 ottavi, quindi stavolta devo contare in maniera differente, è un tempo ternario, semplice perché 9 diviso 3 fa 3 movimenti, 9 suddivisioni in tutta la battuta, ognuna da un ottavo. Cominciamo quindi con la mano destra, abbiamo una pausa, vediamo le note, la pausa di croma, e quindi io devo contare 3 volte fino a 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vediamo prima le note, quindi pausa di croma, poi Sol col pollice, La, Si, Re, Do. A questo punto devo effettuare un passaggio di posizione, cioè sostituire subito sull'altro Do con il pollice, come vedete indicato, però senza cercare di interrompere il suono, perché sono comunque sotto la legatura anche tutti e due questi Sol. Poi Mi, Re di nuovo, anche qua cercare di suonarlo immediatamente dopo, ma qua facciamo invece una caduta sul Sol, perché si interrompe la caduta e comincia una seconda frase. Fa, diesis, Sol, poi devo allargare la mano, terzo sul Re, secondo Si, pollice Sol, La, Si e poi pollice sul Do del secondo rigo. Vediamo al tempo, contando, prima senza tempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. No, un po' più veloce. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Passiamo alla mano sinistra, tutte semiminime col punto, ce ne sono 3 appunto, una per movimento, e cominciamo Sol, 2 ottave sotto il Do centrale col mignolo, poi abbiamo Re da suonare con il pollice, perché in posizione si trova il pollice, poi abbiamo Do invece da suonare con il terzo dito 3, numero 3 medio, quindi Si quarto, Mi, allora ci si trova il pollice, e poi dobbiamo allungare la mano sinistra con il mignolo sul Mi dell'ottava sotto e poi suonare al secondo rigo il La con l'indice. Proviamo a contare 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Adesso che avete ascoltato, passiamo anche ad osservare ciò che ho suonato. Allora vediamo lentamente, quindi a mani unite, c'è prima la sinistra perché la mano destra c'è una pausa di croma, quindi è 1, 2, 3, 1, 2, 3, sposto il medio a sinistra, 1, e quindi cerco di, vedete questo passaggio, cercando di avere il minore intonazione possibile, quindi 1, 2, 3, 1, anche qua, quindi devo riabbasso senza fare la caduta, proprio perché è ancora sotto la legatura, quindi è 1, caduta adesso, 2, 3, 1, 2, 3, 1, allungo quindi l'ottava, il mignolo sul Mi, 2, 3,
e faccio il passaggio del pollice sul Do dell'inizio del secondo rigo. Quindi vediamo a tempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Allora, la difficoltà di questo brano musicale è proprio nei continui spostamenti delle dita, delle varie note, sia la mano destra che la mano sinistra, quindi tenete d'occhio i numeretti sulle note, perché se ponete un dito diverso da quello indicato, c'è il rischio che il passaggio possa avere difficoltà di esecuzione, quindi si può complicare. Invece con le dita indicate si ha una posizione più comoda. Voglio sottolinearvi che sono sempre diteggiature proposte in base alle varie prove, ma ognuno potrebbe poi fissarne delle proprie. L'importante è però che sia fissata, cioè una volta decisa quella deve rimanere, perché se si lascia sempre all'improvvisazione della diteggiatura c'è il rischio che qualche volta si possa anche sbagliare. Ma veniamo alla esecuzione completa. Ecco, c'è un punto coronato alla fine, quindi su questo Sol potete rimanere un po' in più a vostro piacimento. E quindi, come ho già detto prima, questo brano musicale è già un passo più avanti, proprio per gli spostamenti delle mani, delle dita, quindi i cambi di posizione. Fissatevi bene, altrimenti rischiate di sbagliare note. Alcuni possono sembrare scomodi, come il passaggio con l'anulare, il passaggio del pollice, quindi l'anulare sopra il pollice, ma vedrete che poi sarà efficace. Eppure attenzione all'allargamento delle dita, ci sono alcuni passaggi proprio come fossero arpeggi, il Re maggiore, anche il Sol maggiore, quindi attenzione a allargare le dita e nel fare questi allargamenti rilassamento, quindi ricordate l'applicazione tecnica sia dei vari esercizi ma anche proprio quelli dello scorrimento e poi degli arpeggi. Beh, è un brano molto piacevole, quindi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti sulla lettura, abbiamo ancora un po' arricchito il vostro repertorio personale pianistico e quindi non mi resta che augurarvi comunque ancora un buono studio e buona musica. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!